La cassa integrazione la anticipiamo noi, per i colleghi che sono per l'appunto in cassa, l'abbiamo anticipata noi, 25.000 euro chiesti, mai visti, stiamo parlando di marzo e quindi siamo a maggio, 2 mesi sono tanti per un'attività. Stiamo parlando di un'azienda come la nostra che non ha affidamenti, non li ha mai avuto, non ha uno scoperto di conto corrente mai avuto in 100 anni di storia, e abbiamo il magazzino pagato al 95%. I ritardi di questo tipo sono ritardi molto pesanti, impegnativi. E poi c'è chi invece i soldi li ha ricevuti. Noi abbiamo richiesto i 25.000 euro e sono arrivati. Quindi insomma è andata bene per voi, però tanti vostri colleghi hanno difficoltà. Dipende molto dalla banca e anche dalla situazione finanziaria precedente, perché non è vero che li danno a tutti, li danno a chi ha credibilità in banca. Credibilità, affidabilità, dipende dall'istituto di credito o dai tempi dell'INPS, dipende cosa si richiede. Sta di fatto che i soldi annunciati a più riprese dal governo arrivano pochi, male e con il contagocce. Al momento è arrivato tanto lavoro da parte nostra, ci siamo rimessi in moto, tanta voglia da parte delle persone e qualche briciolina da parte del governo. E se non bastasse, si aggiungono mutui, affitti e bollette. Le bollette non sono state sospese, continuano ad arrivarci, ci arrivano anche intimazioni di pagamento, dove noi andiamo anche a pagare l'IVA, cioè IVA su IVA e su IVA. Allora io mi domando, ci hanno fatto chiudere giustamente per questa emergenza, però non hanno sospeso nemmeno il gettito dell'imposta sui valori, quindi l'IVA. Almeno trovare delle soluzioni che ci portano e ci accompagnano fino alla fine dell'esercizio, sospendendo determinate fatturazioni.